Picorama al Festival di Gabber, quindi una sorpresa, un emergente, una novità quest'anno alla speciale del decennale per il Festival di Gabber. Ciao Pico. Onore e gloria a te. Allora, si parte col botto, la chiesa si rinnova, un pezzo clamoroso, difficilissimo e insomma potevi fare un pezzo un po' più semplice probabilmente, invece no, andiamo direttamente con quello più difficile. Difficile dal punto di vista di come si presenta al mondo, soprattutto dal punto di vista concettuale. E io penso che sia un pezzo, tutti pensiamo che sia un pezzo molto attuale, poi il tema della ricostruzione dello spirito è assolutamente fondamentale per me. La prima cosa è il risveglio e tengo molto alla religione, alle religioni e ai tumori della religione che l'immenso Gabber rende molto bene con questo testo. È stato, era tra i tuoi cantanti preferiti? Ovviamente direi di sì, però insomma probabilmente era uno di quelli che ha contribuito alla tua formazione in qualche modo, vero? Gabber è assolutamente incredibile, anche superiore alla maggior parte dei grandi cantautori italiani, io trovo, per la sua autoironia, per la sua versatilità, a quello che hanno gli altri cantautori italiani e dà qualcosa in più. Il teatro, alla comicità e una serietà sottile che permette di inquadrare ogni attimo, ogni vicenda del sociale e dell'anima umana. Senti, a proposito di comicità, arte, teatro, quindi questo mix, il tuo disco che ovviamente andiamo adesso a inquadrare, Picorama, e sei tu, Il secchio e il mare, il titolo originale un po' riprende Hemingway, è una specie di opera d'arte, perché non è un disco tout court, una roba insomma, ma è proprio un mix di disegno, di opera d'arte, di testi anche abbastanza importanti, di sonorità particolari. Come ti è venuta in mente questa idea? Ecco. Intanto dici sull'arte c'è da dire la copertina, tutto il booklet disegnato da Emilia Sirakova, artista bulgara d'eccezione, che ho conosciuto a una mostra in cui interpretava uno degli arcani maggiori dei tarocchi, cosa di cui sono molto appassionato. E questo disco nasce da una volontà di non utilizzare un linguaggio concettuale, di essere il meno razionale possibile. Io che nasco razionale, quasi razionalista di natura, e cercare invece di, attraverso il simbolo e il mio delirio mistico, surreale ed esoterico, di comunicare uno spazio non cosciente, quello che Jung chiama inconscio collettivo. Il mio tentativo è quello di essere impersonale. E poi ho visto ci sono anche delle collaborazioni, ci sono dei featuring, come dicono quelli bravi, non è soltanto... Gli original gangster. C'è qualche cosa anche un po' diciamo sul rap, quindi queste cose... Sì, ci sono intanto Alessandro Formenti e La Seppia, sì. Che sono anche due grandi amici. Alessandro Formenti è anche il mio insegnante di canto, e La Seppia, colui che mi accompagna, mi fa le doppie dal mio primo live, il mio grande amico, un rapper emergente molto bravo. Gli altri due sono grandi nomi, sono nella controversa scena rap che a volte mi piace, più spesso no, sono due nomi tra i miei preferiti in assoluto, che ho avuto l'onore di incontrare grazie al ponte di Marco Zangirolami, quello che ha fatto tutte le basi incredibili di questo disco a partire dai miei provini, e sono Dargen D'Amico e Danti dei Two Fingers. Beh, insomma, niente male. E due cose poi ti lasciamo. Uno che abbiamo intervistato tempo fa tuo papà, che si chiama Ruggeri di cognome, e ha detto mio figlio ha scelto una strada complicatissima, poteva fare una roba molto più semplice, invece come me ha scelto il percorso più arduo. Pensi di comunque potercela fare? Perché ovviamente non è molto, come dire, radiofonico quello che stai proponendo, è più un lavoro concettuale, una roba forte, insomma. Sì, anche musicalmente, sì. progressive, in qualche modo, strutture che possono essere poco radiofoniche, capisco. Brutto termine radiofonico, sì, però. però bisogna confrontarsi anche con brutti termini, purtroppo, sì. E vuol dire che non è stata una scelta essere così. Per me la cosa più importante in qualunque tipo di creazione artistica è mantenersi il più possibile banalmente sinceri con se stessi e spontanei rispetto a quello che crediamo essere il nostro centro. E il mio centro mi ha portato a fare queste cose. Io trovo con questo secondo disco di
di aver trovato una cifra stilistica che definirei mia. Quindi a partire da questo posso fare tante cose, anche più facili, anche più difficili, ma l'importante sarà non scendere a compromessi con nessuno, ma mantenermi sulla mia linea e il mio obiettivo è illuminare l'umanità intera un giorno, quando sarò in grado di sviluppare un'arte terapeutica. I buoni propositi di Pico Rama. E chiudo con una curiosità: la Chiesa si rinnova, va benissimo, ovviamente è soltanto una canzone, ma dovessi scegliere un'altra canzone di Giorgio Gaber, per qualche motivo potendola insomma interpretare, cosa avresti scelto questa sera? Magari una roba più giocosa rispetto a quella. C'era un ballottaggio, non direi che è più giocosa, ma un pezzo che avrei tanto voluto fare è dall'altra parte del cancello, che è un pezzo meno noto, molto particolare, dalla struttura molto particolare, che si presta molto al mio stile, ed è un pezzo che tratta la follia. Io intendo la follia sempre come abbattimento degli schemi costituiti, innanzitutto, ed è un tema che mi sta molto a cuore, perché nella follia c'è la verità molto spesso. Vero. Salutiamo gli amici di Velvet Music. Gloria e onore a Velvet Music. Ciao Pico, tanta merda per questa sera. Grazie. Ciao. Merda.